Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica televisiva che vi porta nel Basso Feltrino e nell'Alto Trevigiano alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Siamo qui a Guia di Valdobbiadene, siamo in compagnia del gruppo Valdo Storica e abbiamo qui ai nostri microfoni Ugo Dalla Longa, che è un componente di questo gruppo. Ugo, ben ritrovato, grazie mille di averci invitato. Iniziamo con raccontare cos'è la vostra associazione e poi andiamo insieme a visitare questa bellissima mostra. Ok, allora grazie Luigi, grazie alla vostra agenzia che è intervenuta in questo momento per noi importantissimo. La nostra associazione nasce con l'intento di promuovere attività sociali e culturali per valorizzare opportunità del territorio di Valdobbiadene che di solito non vengono prese in considerazione, come recupero di materiali, recupero di antiche fotografie, recupero anche di alcune realtà, diciamo, locali. Ci sono delle persone che si sono organizzate con delle mostre, queste cose qua. Ecco, questo è lo scopo della nostra associazione. Nello specifico cosa volete raccontare, cosa volete trasmettere con questa mostra? Ecco, in particolare questa mostra, poi daremo anche il merito a chi l'ha effettivamente organizzata. In questa mostra noi partiamo con alcuni reperti che sono stati messi a disposizione da Attilio della Prima Guerra Mondiale e il recupero di materiale artigianale, diciamo, dell'attività contadina dell'inizio del Novecento. E poi ci allargheremo anche a parlare di ritrovamenti archeologici sul Monte Cesena. Ugo, hai detto benissimo prima i meriti a chi di dovere, ma sicuramente un grazie a tutti i volontari e tutti i collaboratori che ti hanno aiutato e che vi hanno aiutato nell'allestimento di questa bellissima mostra. Esatto, innanzitutto dobbiamo ringraziare Paolo Bortolin, presidente dell'associazione, che si chiama per completezza Centro Ricerche Valdo Storica. È un'organizzazione di volontariato regolarmente registrata, quindi possiamo fare questa attività ufficialmente, gestire finanze e queste cose. Ringraziamo Paolo Bortolin e Attilio Frare proprio per aver messo a disposizione questo ambiente, questa straordinaria diciamo, casa ristrutturata, diciamo, per l'occasione. Per chi volesse avvicinarsi alla vostra realtà, quali sono i contatti? Allora, intanto abbiamo diciamo, distribuito dei volantini che riguardano in particolare questa mostra. Su questi volantini ci sono i riferimenti del vicepresidente e di Angelo Marsura. E poi abbiamo anche noi una nostra mail, info@valdostorica.it, e qui chi avesse l'interesse può prendere i contatti con noi. Noi intanto Ugo ti ringraziamo. Prima di salutarci invitiamo tutti i telespettatori di Viaggiando con l'Arte, la rubrica dell'Alto Trevigiano e del Basso Feltrino che vi porta a conoscere l'arte a 360 gradi. Venite a visitarci, io e Ugo intanto per voi visiteremo questa bellissima mostra.